Io suggerisco di fare una prova, incontrate chiunque per strada, date 2 nanosecondi per reagire alla parola, cosa gli viene in mente se dice Prodi. Gli verrà in mente l'euro, gli verrà in mente l'abolizione della Naia, gli verrà in mente la liberalizzazione, qualcosa gli viene in mente di riforma. Provate a dirgli la parola Berlusconi, cosa ti viene in mente di riforma? Quella roba qua, viene in mente quella roba qua. No, una riforma, ma non ha fatto, non ne poteva fare. Perché non poteva fare? Perché il meccanismo è tarato sul consenso del giorno dopo del capo. Il consenso non viene speso per governare, è il governo che viene usato per avere il consenso del giorno dopo. Per cui, fateci caso, i problemi non esistono, no? Vuol che il capo metta la sua faccia vicino a un problema? Si sfregia. Deve metterla vicino a una soluzione, quindi il problema non c'è, dietro deve esserci il cielo azzurro e quindi la crisi non c'è, la crisi è psicologica, consumatori consumate, c'è lo spiraglio, stiamo meglio degli altri e siccome il problema non c'è sarebbe assurdo chiedere di fare qualcosa. E così abbiamo viaggiato per 2 anni o 3 nella più grande crisi del dopoguerra noi, Poi quando il problema è talmente grosso e evidente che non puoi negarlo, perché è un terremoto, perché è una città invasa dall'immondizia, perché ti arrivano 3.000 immigrati su un'isola, allora c'è il miracolo. Perché c'è il problema grosso, a quel modello corrisponde il miracolo, che per definizione è ambulante, perché devi venire via e andare a fare miracolo dall'altra parte, con delle conseguenze drammatiche. Perché il fatto che l'Aquila, e ho il mal di cuore quando lo dico, che l'Aquila sia nei guai, adesso in prospettiva per un'operazione seria di ricostruzione, ha qualcosa a che fare col fatto che si è voluto fare il miracolo i primi 15 giorni, battere il record mondiale di mettere a tetto qualche migliaio di persone in 5 palazzi, senza dare un'impostazione alla ricostruzione come si fece in altri terremoti. Un dramma. E poi naturalmente poi vai a Napoli che sta votando, dopo 3 anni che hanno in mano tutto, commissari, provincializzazione eccetera, sta votando in mezzo ai rifiuti. Poi ha girato Lampedusa e quel giorno lì che è andato a Lampedusa io ero con degli aquilani che mi dicevano diglielo che anche a noi ha detto che si prendeva una casa per seguire la ricostruzione, diglielo che ci toglieva, ha detto anche a noi che ci toglieva le tasse e poi toglieva anche la rata del mutuo, adesso arriva tutto con gli arretrati. Verità, verità. Oppure, terzo caso, alcuni problemi li coltivo, non li risolvo perché ci ricavo un lucro politico. L'immigrazione è un caso classico, no? Noi abbiamo adesso queste cose, diciamolo, perché non è che noi siamo buonisti, noi pensiamo che con l'umanità e con la razionalità un problema si affronti meglio. Loro con la propaganda e volendo specularci su hanno creato un meccanismo micidiale. Voi dovete dirmi, sì, ne sono arrivati 20.000 da Tunisia, ma ne arrivarono 50.000 dal Kosovo, 50.000 ne arrivarono. Si è mai visto una scena come quella che è girata in tutte le TV del mondo, di un governo che non riesce a dare più di 5 o 6 bagni chimici a 3.000 persone? E gli ho detto, Maroni, ma te li portiamo noi i bagni chimici, PD, quando fa le feste c'ha i bagni chimici. Non puoi lasciare senza acqua, senza bagni la gente, no? E quindi problemi da coltivare, come la giustizia peraltro, no? Pane e giustizia, tutti i giorni per 15 anni. Vi risulta che un servizio che non funziona per i cittadini, parliamoci chiaro, abbia avuto un minimo di modifica o di miglioramento? No, perché c'ha interesse a tenerlo lì. Per poter fare le sue guerre alla magistratura e scagliare il popolo contro i giudici e così via. Allora vedete che l'insieme di queste cose costituisce un meccanismo
che funzionerebbe persino a prescindere dalla personalità di Berlusconi, in questo senso. E quindi noi dobbiamo attrezzarci a avere delle proposte che tengano assieme anche il tema democratico, legge elettorali, riforme istituzionali, via le leggi della cricca, degli antitrust seri in settori crucialissimi tipo le comunicazioni e così via dicendo. E per questo, per tenere assieme questi due pacchetti, che saranno di ricostruzione di questo Paese, perché non sarà quando questo tramonto fiammeggiante, non pensiamo che lui vada al mare, è cominciato un tramonto, ma sarà fiammeggiante, perché questo fa Sansone e i Filistei, non aspettiamoci tanto di diverso, noi dobbiamo avere combattività e tenuta, un giorno più di lui, e sapere che dobbiamo attrezzarci per una ricostruzione, degli elementi di ricostruzione di questo Paese. E questo è il senso della proposta larga che facciamo, anche perché quando si arriverà lui porterà questa legge elettorale, non credo che ce ne regalino altre, e su quella basta un voto in più alla Camera per fare il Presidente della Repubblica, questo bisogna saperlo. Ecco, io sono convinto che però teniamo conto. E quindi io chiudo su questo dicendo: un voto per la tua città, un voto per il tuo paese. Il massimo degli obiettivi che noi ci poniamo è quello intanto, e sono sicuro che arriveranno, di fare qualche bella sorpresina in giro, e arriveranno. Io sento che questa forza ce l'abbiamo. Oggi sono qui a Cagliari, domani vado a Olbia, certo, terreni non semplici, però c'è un gusto, ma vuoi mettere il gusto, ma non c'è paragone, e io penso che le sorprese che arriveranno saranno un'indicazione intanto precisa, sicura su questa giunta regionale, a tappetino del berlusconismo, vassalla del berlusconismo, che ha portato solo dei danni a questa regione. E poi un segnale all'Italia, perché la Sardegna ha la particolare capacità di anticipare anche dei cicli. E quindi io, da questo orgoglioso e glorioso territorio, che sa cos'è anche nel dramma e nella difficoltà la parola lavoro, e ripeto, io voglio che questa parola suoni come una parola a fianco del mio partito, da questa regione io ritengo che possa venire un segnale importante che rincuorerà tutto il centro-sinistra in Italia. Quindi il massimo sforzo è quello che vi chiedo. Io per parte mia girerò l'Italia giorno e notte, ce la mettiamo tutta, ne vale la pena, e sono sicuro, visto una serata come questa, che le soddisfazioni non mancheranno qui a Cagliari. Grazie.